Veramente mentre aspettiamo che i microfoni vadano, comunque se anche non si sente bene, vedete già momento disagio che abbiamo. La nostra escursione oggi è pizza e stiamo triangolando per portarla di ieri sera, nello zaino. porcini, mele, gorgonzola, noci, ammola. Buongiorno. Abbiamo già preparato il pranzo. Buongiorno. Ok, questo va. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo sull'altopiano di Asiago, siamo a Campo Muletto, qua, solo perché dovevamo iniziare un'escursione verso la città di Roccia, ma la strada è chiusa, la strada là è ancora chiusa anche se è libera da neve, e quindi abbiamo dovuto trovare uno stratagemma per riuscire ad arrivare al punto di partenza nel minor tempo possibile, e quindi partiremo verso quella strada che vedete lì. Dimmi. Puoi dire? Partiremo con la pizza. No, abbiamo messo. Pizza. Ho detto, se eravamo più giovani e spensierati, sì, andavamo via col cartone in mano, dov'è il problema? Non è problema. Invece no, il cartone lo lasciamo in macchina, ci portiamo via un sacchettino con pizza. E buona visione. Quindi da qui, vedete qua siamo sull'impianto sciistico, proviamo ad andare verso quella strada che va lassù. Fuori tempo, fuori posto, diceva Ligabue. Sì. Insomma sempre fuori dai. Sì. Oggi giornatina con previsioni pioggia, quindi siamo partiti già con l'antipioggia addosso, che non fa mai male. Però già. Più che altro c'è freddo. È freschino, 9 gradi. E Cioè, la settimana scorsa eravamo sui Colli Iberici, ce n'erano 27 a Pasqua, cioè la morte. Da 8 a 27 non capisco più come vestirmi. In più dicevo che abbiamo un po'. racconta. Abbiamo un pranzo di matrimonio da smaltire. Stanotte non è stata una bella notte. Vediamo come va. Siamo leggermente fuori forma. Allora, ieri qui sull'altopiano siamo stati invitati a un matrimonio. E voi sapete come funzionano i matrimoni, mangi, bevi, mangi. Insomma, ieri sera io pensavo di morire, già invece Sbruffona mi prendeva in giro, e poi quando siamo andati a letto mi ha guardato e fa: per me stanotte muoio. Però già avevo una leggera tachicardia, diciamo che stamattina ecco non mi sento in forma per niente, e ora sto camminando in montagna per sanare cosa? Gli errori di ieri. Sì, esatto, Ecco. come penitenza. Quindi abbiamo detto, prendiamo l'occasione che siamo qui sull'altopiano, dormiamo qua e facciamo un'escursioncina semplice. Stamattina colazione leggera, yogurt bianco, tè, limone, Che brava. piccole brioche e via. Poi siamo partiti per questa escursione, solo che la strada è chiusa, adesso stiamo facendo questa forestale come vedete. Non abbiamo un pranzo vero, non abbiamo il tè, insomma, dai. Come al solito siamo un po' improvvisati. Ma sì, Scarpe estive e neve sul sentiero. pantaloni d'arrampicata ghiacciati, perfetto, Vedete quanti ingredienti ci sono per... una giornata perfetta. Quindi non so se ne uscirà un bel tutorial per un sentiero da fare, ma vedo già delle gocce. Hai vista? Vedo della neve. Ci siamo attrezzati da pioggia, che naturalmente, come abbiamo detto che deve piovere, sta già iniziando a piovere. Allora, qui sopra dovrebbe esserci un rifugio chiuso, relax e gourmet. Intanto arriviamo lì, vero? Sì, poi tiro fuori la pizza, ragazzi, a chi me frega. Quindi questo si trasforma a 4 chiacchiere in montagna sotto la pioggia. Perfetto.
Come non avere mai delle grandi aspettative. Essere pronti a tutto. Tutto? Guarda qua, guscio. Allora facciamo un tutorial per la pioggia. Dai, Quindi abbiamo qua un bel guscio di qualità Patagonia. in Gore-Tex, Gore-Tex. che ti protegge anche dall'aria. Perfetto. Poi abbiamo un rain cover per lo zaino. Scarpette, meglio queste che si asciugano più veloci che quelle in Gore-Tex, secondo me. Secondo noi, insomma, Calzini traspiranti, materiale riciclato, pantalone non saprei. l'unica roba è il guanto che assorbe, secondo me. Pantalone di che cavolo è? Non so. È un pantalone d'arrampicata. Sempre Patagonia però. Sempre Patagonia. Già, ti fai sponsorizzare? Ma magari io sarei felice. C'è Per- anche un bottoncino strafigo che puoi far su e il pantalone ti diventa un spinocchios. Spinocchio. Che Patagonia non ha bisogno, vero, di No. essere sponsorizzato. Però io volentieri mi presto. Adoro Patagonia. E saliamo per qui, intanto. Allora, dopo lo strappetto che abbiamo fatto lì il pendente, ho visto questa bella salitina innevata, ho detto dovremmo mica salire per di lì. Invece no, andiamo dritti. Per fortuna. Guarda amore l'elleboro. Oh, aspetta che già trova delle piante che conosci. Arrivo. Come hai chiamato? Ellebro, detto anche il rosa d'inverno. Wow. Ma che strambo. Eh, In vivaio si trova anche con il fiore bianco, ma in verità sarebbe così. solo verde? Sì. Era fatto qualche modifica genetica. E sotto un sacco di crocchi era qua. Sì, oggi abbiamo visto proprio delle distese E che di sono crocchi. chiusi. Non confondeteli col fiore dello zafferano. Che morite. Ecco, Me ne muore una all'anno. neanche di più. Perché si trovano anche viole, sembrano degli zafferani. Ma non lo sono. Ma non ho mai visto zafferano sui Dolomiti. Ma infatti è gente che dice guarda, io conosco. A parte che non siamo sui Dolomiti. Siamo sull'altopiano adesso. Va bene lo stesso. Ho bevuto un po' ieri. Un po'. Tu triplo tu. Guarda quanti! Che ciccioni! Mangiato e bevuto alla grande ieri. Grande festa al matrimonio di Mauro e Cristina. L'escursione di oggi in teoria andava a cercare queste conformazioni rocciose tipo questa. Vedete queste? Fatte così a strati sfogliati. Sto schiumando. Dobbiamo andare là, Uh, anche se stiamo andando in qua. Guarda là quanta neve! Si vede pochissimo, troppo distante. Ma qua si vedono ancora i resti delle piste qua da sci. Ah? Ci sono ben due rifugi, mi sa, un là anche. È là che dobbiamo andare, sai? E questo no? Anche? Passare per qua e poi andare tutto fin là. Andiamo. Che dovevamo Spero sia in cresta, non in salita. Sì. Dovevamo arrivarci in macchina però. Oh. Allora dai, carino qua, tranquillo. A me piace. Se fosse il sole ci sarebbero tutti i fiori aperti. Sì. Comunque una distesa di fiori stupenda. Madonna, che posto figo, cos'è? È super lusso qua, amore. Wow. Si arriva in funivia. Eh, Allora qua abbiamo fatto, siamo a 1650, abbiamo già fatto 200 metri di dislivello così a gratis. guarda, ma c'è la pubblicità di dove abbiamo dormito. La Baitina, certo. La Baitina è dove abbiamo dormito questa notte, È proprio panoramico, bellissimo. vero? Ci siamo trovati bene noi. Sì, noi ci siamo modesto, tranquillo, mi è piaciuto un sacco. Infatti vedi, ristorante, hotel panoramico. Ah, ma anche
la pagina Instagram. Tutto va. Ma che Ecco, bello. sponsor a Baitina. Guarda Oh, qua. guarda, ci E siamo non c'è una noi. foto da avventurieri qua. Ma in realtà è parecchia. Ma- Lì sul vero. Amore, in realtà è parecchia, vero? È vietato consumare il pranzo al sacco sulla terrazza e io lo faccio lo stesso. Perché c'è chiuso? Se parecchia qua una toia. La svogliare in via, però. Qui in baita, gustiamo non urlare. Scusa. Non urlare, si sente. Vai. Ah, il microfono si sente, non urlare. Ma ce l'avevo con te, pensavo fossi dietro, mi sembra che senti niente. Dai, dici giusto. Niente, stavo dicendo che poco alcol, intenso sapore di montagna, poco alcol. E la finta che con Jasper non fatelo vedere quanto l'è. Sarà 30 al posto del 40. Amaro cimbro. Aspetta, Birra a 7 teste. carino qua. Abbiamo un sparaneve dentro. Abbiamo guardato un po' qua in giro. La nostra escursione doveva andare di là, di questo monte, iniziare da Yama, troppo distante, poi spiovigina sempre. E quindi adesso andiamo sui punti che dovevamo Guarda passare che si in vede macchina. bellissimo là. Sì, là si vede della montagna innevata. Allora, cambiamo opzione, passiamo per le varie caselle e rifugi che dovevamo passare in macchina. E c'è la casera Melette Lemerle che è là in Questa fondo, rosa che si vede. che si vedono che sono le punte del tetto. Andiamo fin lì che c'è una strada per arrivarci. Oh, c'è uno spiraglio di sole. Se troviamo un riparo mangiamo qualcosa. Che c'è troppo vento qua. C'è un vento pazzesco. Già sei sul cuore delle melette. Che freddo ragazzi. C'è la morte. C'è un vento pazzesco. Vogliamo andare là. Vediamo, siccome l'aria arriva da qua, vediamo se qui sotto siamo un po' più riparati. È una lacrima di sole, facciamo un videino. Ah, che carino qua. Tutto il crocus. Diamo un occhio qua, c'è qualche postazione per il cibo. Anche lì per terra secondo me. Andiamo a vedere di qua. Ok, l'idea è di buttarsi per terra perché l'aria arriva da di qua. E c'è anche un attimo di sole, quindi smangiucchiamo qualcosa. Sì. Amore, guarda in su. C'è, ok. Cosa c'è? Guarda, tu sei ancora il microfono. Ah sì. Perché mangi te qua quei funghi? Lo volevo io. Mangiamo pizza così al volo per adesso. E c'è arietta anche qui alla fine, quindi è difficile usare il fornellino. Adesso lo vediamo, dai. Tanto buon appetito. Allora abbiamo qua dei triangolini e in più ci facciamo anche delle tagliatelle, olio e peperoncino. Ti piace? Super. Perché non abbiamo il sugo, ci siamo dimenticati di andare al supermercato. No, era chiuso stamattina. E dovevamo andare ieri, Ieri. eravamo troppo over. Allora, il sito anello stretto è questa. E qui abbiamo il fornellino, lo zaino per riparare il fornellino del vento, tagliatelle su, Noi che ripariamo il fornellino del vento e ci scaldiamo. visto? Dai. E tutte le oggi è astuzie in montagna col tempo non tanto carino, però c'è il sole adesso. No, infatti è un Cioè, bel è regalo uscito, questo, brava, no? è uscito il sole così a caso, doveva piovere tutto il giorno. Sole di riccione. Il riccione, delle melette. Abbiamo messo un po' di peperoncino. Un po' di olio e peperoncino. Moriremo.
Ride. Moriremo. È sbrizzata la mano a Fabio. Troppo? Troppo dici? Mm. Proviamo a assaggiare. Flop. Siete persi il primo pezzo. Ecco. Mangi poco e sei stato male di stomaco stanotte. Lievitino alimentare? Sì, adesso. Comunque, buon appetito. Com'è? Ho mangiato di meglio ma anche di peggio. Insomma, dai. Piccante. Peperoncino scivoli. Bestia! Muore super pranzo alla fine. Non ci credevi, era buono. Mangiate la pizza, mangiate i tagliatelli. Che allora, prima la clip precedente già ha detto sì, ho mangiato di meglio ma anche di peggio. La risposta è no, perché aggiustate un pelino di sale e messo un altro po' di lievito alimentare, sono venute eccezionali, cioè veramente buonissime, calde qua seduti tranquilli nella natura. Natura, insomma, c'è un po' di stabili intorno a noi per ripararci. Sì, abbiamo dell'antica pasticceria ambrosiana dietro, guarda qua. Accompagnato col caffè che stiamo facendo. Direttamente da cesta di Natale. La cesta di Natale. Mangiate dopo Pasqua, video pubblicato a Ferragosto. Top. Caffettino pronto. Tac. Super. Buon caffè. Dopo il nostro pranzetto lì riparati nell'angolo abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, qua nessuna immondizia, nessuno sporco, niente. E adesso ritorniamo da dove siamo arrivati. Guardate qua che nuvolette come corrono. Però dai, è più carino di prima il meteo, no? Sì. E c'è un super vento. È fresco, però. Andiamo? Andiamo? Naturalmente con il sole poi i fiorellini si aprono tutti, che belli, vero? Ma che belli! Prato fiorito. Guarda quelli viola, amore. Anche un po' di... questa non prende tanto da vicino, ma... si vede lo stesso. C'è vento, è freddissimo, ma almeno abbiamo del panorama. Che robetta. Almeno il panorama si è aperto un attimo. Le cime innevate in fondo. Però freddo, birichino. Tutto a posto? Tutto a posto? Sì. Ritroviamo qua l'impianto delle melette. Era oggi escursione che c'era un'idea, non siamo riusciti a farla, abbiamo cambiato. Adesso, visto il sole che c'è stato poi nella parte finale, ci viene a dire che potevamo fare diverso, ma è lo stesso. Occasione per tornare qui un'altra volta in futuro. Infatti. Comunque abbiamo fatto 250 metri di dislivello, 6 km quasi, 3 orette compreso il pranzo, è una bella sgambatina da fare. Naturalmente potete sempre venire qui sull'altopiano, in questi punti, impianti di risalita, no? Potete parcheggiare, e poi le possibilità qui di escursione sono veramente infinite, perché ci sono 1000 strade, 1000 forestali, 1000 sentieri, e ogni giorno potete fare un sentiero diverso, giusto? Guardate che bel bosco anche lì dietro. Boh, sì. Non vedono dietro, vedono le nostre spalle. Me lo dico io, c'è un bel bosco. Quindi bella sgambatina nella natura, bosco, abbiamo sentito forse anche qualche cervo, non si sa perché. Arietta fresca. E vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima escursione con nuovi consigli per l'alpinismo È un menù diverso. ciao.